Vou pensar a un Cicinini che proverbi, meddì, qualcosa mo sul periodo, sulla stagione, ma oggi il video che voglio lasciare è quello di ricordo per Don Gerolamo Castiglioni, che è stato il mio primo direttore di giornale. Non proprio il direttore del primo giornale per cui ho scritto, ma diciamo quello del giornale per cui ho cominciato a collaborare in maniera continuativa e che poi è diventato quello che è stato il mio giornale per parecchi anni, cioè per Città Nostra, anzi addirittura fin quando ha concluso le pubblicazioni, dove ho anche potuto diventare giornalista, insomma. Don Girolamo me la sa ieri sera, ho saputo oggi la notizia, era nato nel 1946, a luglio avrebbe compiuto 75 anni, quindi ordinato prete nel 1971, e ha avuto una vita sacerdotale e comunque anche umana, insomma, una vita con tante esperienze, tante caratteristiche, sicuramente può essere ricordato per tante altre cose, tanto bene che ha fatto, sicuramente altri lo ricorderanno perché è giusto che ciascuno così ne ricordi gli aspetti salienti, dove l'ha incontrato, eccetera. Ripeto, per me resta il mio primo tour e potrei ricordare episodi, iniziative fatte, eccetera. Sicuramente una persona molto schietta, molto appassionata, certo un vero prete, quindi diciamo un uomo che serviva a Dio, ma che serviva anche le persone, gli uomini, proprio per la sua missione. E nel giornale certamente ci ha messo tanta passione, tanta competenza. Io lo ricordo un po' di anni fa, forse l'ultima volta che l'ho visto qua a Paderno, e mi ha lasciato dentro anche alcune cose che conservo, insomma, così, un po' nel mio cuore, nella mia mente, brevi frasi di saluto, insomma, così, che me lo fanno ricordare con tanto piacere, con tanta tristezza oggi perché appunto se n'è andato, e per cui anche lui ha fatto la sua Pasqua e ti ricorderemo sempre. Ciao Don Girolamo, ciao a tutti.